Il mio intervento rappresenta un'incursione in un contesto sicuramente molto interessante, ma vedrete che ci saranno molti punti di contatto rispetto a quello che è stato finora detto e naturalmente quello che sarà detto poi dai colleghi di Smartland che hanno utilizzato appunto i dati della banca dati del Dipartimento del Tesoro sugli immobili pubblici. Uno strumento appunto di conoscenza, analisi e valutazione a supporto dei programmi di valorizzazione. Proverò quindi a darvi alcuni cenni su come è partito il progetto patrimonio dell'APA, quindi quali sono state le motivazioni e quindi darvi un po' una descrizione della rilevazione dei beni immobili pubblici, di quelle che sono le caratteristiche, quello che è stato finora fatto, quello che stiamo facendo e che vorremmo continuare a fare, naturalmente con la collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche, che è l'elemento essenziale. La banca dati è alimentata da oltre 10.000 amministrazioni pubbliche, può esistere soltanto perché loro contribuiscono appunto alla sua realizzazione. Quando è nato il progetto patrimonio dell'APA? È nato nel 2008-2010, nel 2008 all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Dipartimento del Tesoro è stata infatti istituita una nuova direzione, all'epoca la direzione ottava, oggi la direzione settima, che avesse proprio come competenze specifiche quello della valorizzazione del patrimonio pubblico. Nel 2010, con appunto la legge finanziaria, è stato quindi avviato il censimento degli asset pubblici, è stata infatti prevista la rilevazione dei beni immobili pubblici e la possibilità di estendere la rilevazione anche ad altre componenti dell'attivo. Infatti subito dopo, attraverso un DM, è stata prevista anche la rilevazione delle partecipazioni pubbliche, delle partecipazioni in società ed in forme non societarie e successivamente anche attraverso una razionalizzazione delle banche dati è stata prevista la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni in organi di governo di società ed enti e attualmente la banca dati è utilizzata anche in questo caso come uno strumento di monitoraggio di una nuova norma che è appunto la norma il testo unico sulle società a partecipazione pubblica che è stato istituito appunto nel 2016, quindi ancora una volta una banca dati che possa essere uno strumento di conoscenza e di analisi per poter monitorare appunto i piani di razionalizzazione che le amministrazioni pubbliche devono annualmente approvare. Come si è arrivata alla costituzione di una nuova direzione, quindi poi all'idea appunto anche di una mappatura degli asset pubblici? Si è arrivato perché sul finire degli anni appunto del secolo scorso iniziano in qualche modo ad affermarsi la consapevolezza che per poter avviare un processo di risanamento dei conti pubblici non è più possibile soltanto agire attraverso la gestione del debito, ma è importante appunto avviare una più attiva gestione degli attivi e quindi proprio innescare una gestione ottimale in modo da recuperare efficienza e favorire lo sviluppo economico del Paese. In particolare per quanto riguarda appunto gli immobili pubblici, le dismissioni di asset non più necessari sono appunto un elemento importante per la riduzione del debito. Per legge infatti i proventi delle dismissioni devono essere utilizzati a riduzione del debito, ma una gestione più efficiente, quindi un uso più razionale degli immobili pubblici rappresenta una riduzione delle spese, un loro utilizzo, anche una messa a reddito, rappresenta un aumento delle entrate, ma più in generale appunto il processo di valorizzazione ha un impatto positivo sul territorio. È stato già detto come attraverso appunto la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico c'è un impatto positivo in termini
soprattutto appunto sociali, culturali, economici ed ambientali, ed è possibile quindi avviare questo effetto moltiplicatore degli investimenti, quindi attraverso proprio un volano proprio per l'economia. Affinché tutto quanto questo possa realizzarsi è necessario appunto soprattutto poter conoscere appunto qual è il patrimonio immobiliare, ma soprattutto avviare una condivisione di obiettivi, di principi e di modelli di gestione a tutti i livelli di governo, perché appunto gli immobili sono sul territorio e quindi una loro valorizzazione è possibile soltanto se tutte appunto dallo Stato fino all'amministrazione locale si va verso la stessa direzione. Quando siamo partiti le informazioni disponibili sul patrimonio immobiliare pubblico erano assolutamente scarse e frammentate. La situazione era la stessa sia se si parlava della piccola amministrazione che dell'amministrazione più grande. Mancava proprio la consapevolezza anche dei beni posseduti e di quello che era insomma anche il loro utilizzo. Quindi sicuramente per poter avviare un processo di valorizzazione è necessario conoscere la consistenza, conoscere l'utilizzo e soprattutto avere diciamo una visione unitaria dei beni su tutto il territorio nazionale, quindi avere uno stesso dettaglio di informazioni, delle classificazioni omogenee, in modo da poter disporre proprio di una vista complessiva e di offrire quindi uno strumento a supporto delle decisioni di policy e di trasparenza a disposizione di tutti. Quindi si è appunto arrivati proprio alla decisione di realizzare un sistema conoscitivo centralizzato degli asset pubblici. Quindi qual è stato l'approccio per la realizzazione di questa banca dati? Naturalmente le informazioni sono disponibili presso ogni pubblica amministrazione, quindi l'approccio è stato un approccio dal basso verso l'alto, con una rilevazione che appunto è soltanto per via telematica, quindi attraverso la realizzazione di strumenti raggiungibili attraverso internet e richiedendo l'informazione ad un livello di dettaglio minimo, quindi a livello di singolo asset, quindi a livello di unità immobiliare. Quindi lo sviluppo degli applicativi informatici è stato uno sviluppo che è stato basato su criteri di modularità, flessibilità e di interoperabilità. La realizzazione di una banca dati è stato chiaro fin dall'inizio, è un processo che naturalmente richiede un periodo di tempo medio-lungo, però appunto l'obiettivo è stato quello di poter sviluppare anche in maniera graduale in base anche alle esigenze, alle eventuali modifiche normative e quindi comunque poter sviluppare gli applicativi anche prevedendo il dialogo con altre banche dati, quindi attraverso principi comunque di interoperabilità. Affinché naturalmente lo sforzo di tutti, quindi sia del Dipartimento del Tesoro nella realizzazione di questa banca dati, ma anche delle pubbliche amministrazioni che l'alimentino, non si esauriscano in uno sterile processo appunto di rilevazione o di adempimento. La banca dati è pubblicata in formato aperto, quindi con tutte le informazioni al livello minimo di dettaglio comunicate dalle amministrazioni ed è liberamente disponibile a tutti. Questo come appunto strumento di trasparenza e di conoscenza, ma anche appunto uno strumento che possa essere utilizzato e più tardi appunto vedremo come anche in maniera pratica da appunto istituzioni pubbliche e private. E in particolare la nostra banca dati e i risultati del modello di stima del valore che appunto abbiamo messo all'interno del Dipartimento è anche utilizzato da Istat, quindi per statistiche ufficiali.
Quindi la rilevazione degli immobili pubblici, come vi dicevo, viene svolta presso circa 11.000 amministrazioni pubbliche, quindi parliamo non soltanto delle amministrazioni centrali ma delle amministrazioni locali, quindi in particolare quelle incluse nell'elenco S13 definito dall'Istat proprio per l'elaborazione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. Le informazioni che vengono raccolte riguardano sia i fabbricati che i terreni pubblici e proprio per favorire l'emersione quindi la conoscenza dei beni immobili pubblici, la rilevazione riguarda sia gli immobili di proprietà che gli immobili di proprietà di un'altra amministrazione ma che appunto altre amministrazioni utilizzano. Le informazioni contenute nella banca dati riguardano le principali caratteristiche, quindi naturalmente ci sono informazioni prevalentemente di anagrafica, quindi in particolare l'identificazione del bene è basata sull'identificativo catastale e poi appunto ci sono informazioni di localizzazione, la tipologia dell'immobile, la superficie o la cubatura, l'epoca di costruzione, i vincoli culturali, se disponibile il valore di mercato e poi ci sono appunto le informazioni sull'utilizzo del bene e la finalità di utilizzo. Durante appunto questi anni abbiamo cercato appunto progressivamente di migliorare la qualità della banca dati, in particolare attraverso attività di sollecito alle amministrazioni che appunto dobbiamo inseguire e a volte appunto minacciare per appunto in qualche modo favorire la comunicazione attraverso appunto i nostri applicativi. Cerchiamo anche di svolgere un'attività poi di monitoraggio delle informazioni dichiarate, quindi andando poi a verificare quanto dichiarato per operare eventuali rettifiche e lo sviluppo anche insomma dell'applicativo è stato negli anni orientato anche a implementare controlli. Scusi dottoressa, riesce ad avvicinare la voce al microfono perché io personalmente da qua sento un pochino, forse si sente, siccome le informazioni che ci sta dando sono direi preziose, ecco, se riusciamo ad ascoltarla meglio perché alcune cose credo che siano... Grazie. Quindi dicevo che appunto proprio per favorire la qualità della banca dati cerchiamo appunto di svolgere sia attività di monitoraggio delle informazioni dichiarate ma anche di sviluppare sempre nuove funzionalità e controlli. In questi anni però il messaggio che cerchiamo di trasmettere alle amministrazioni è proprio che appunto di non farlo vedere non tanto quanto un adempimento quanto appunto una comunicazione che può tornare all'amministrazione stessa, quindi affinché le informazioni comunicate possano rappresentare naturalmente per tutti un patrimonio conoscitivo appunto importante e che quindi possa in qualche modo favorire l'amministrazione stessa. Quindi questo grafico vi fa vedere come effettivamente insomma, il contributo delle amministrazioni negli anni è cresciuto. Qui ci sono soltanto appunto le ultime annualità, però appunto fa vedere come progressivamente il numero delle amministrazioni adempienti, quindi quelle che comunicano i dati, è cresciuto. Adesso insomma siamo attorno alle 9.000 amministrazioni, quindi intorno all'80%, ed è progressivamente cresciuto il numero degli immobili censiti all'interno della banca dati. Quindi l'adempimento medio, come dicevo, è intorno all'83%. Naturalmente se si va a guardare poi nel dettaglio
il tasso di risposta è praticamente appunto uguale al 100 per le amministrazioni più grandi, quindi parliamo della parte relativa allo Stato, quindi ministeri, agenzie, organi di rilievo costituzionali, ma anche le regioni, le province, le camere di commercio, le università, gli enti del settore del servizio sanitario, gli enti di previdenza e i comuni con più di 50.000 abitanti. Le percentuali diminuiscono, ma questo naturalmente è fisiologico, per le amministrazioni più piccole, quindi parliamo di unioni di comuni o per l'aggregato in generale delle altre amministrazioni locali. Il tasso di risposta, quindi come dicevo, è praticamente totalitario per le amministrazioni più grandi. Non nego che naturalmente anche qui le amministrazioni più grandi ancora probabilmente hanno beni da comunicare, quindi non sempre la comunicazione di un'amministrazione, un ente adempiente riguarda tutto quanto quello che naturalmente potrebbero comunicare. Quindi dal 2010 ad oggi cosa è stato fatto? Quindi è stato sviluppato appunto l'applicativo immobile, quindi progressivamente insomma abbiamo lavorato per migliorare e rendere più semplice l'adempimento, e abbiamo introdotto un sistema di geolocalizzazione degli immobili che consente quindi di attribuire le coordinate geografiche attraverso uno strumento GIS. Abbiamo avviato un sistema di interoperabilità per verificare gli identificativi catastali appunto dichiarati dalle amministrazioni e la relazione anche con le informazioni della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Nel 2019, quindi dopo praticamente un decennio dall'avvio del progetto, è stato avviato il progetto di reingegnerizzazione dell'applicativo immobili, e nel novembre del 2021, quindi fondamentalmente un anno fa, abbiamo lanciato, quindi abbiamo migrato la vecchia banca dati su una nuova piattaforma, e questo insieme quindi abbiamo avviato anche lo sviluppo di un nuovo sistema conoscitivo, quindi che ha la possibilità di attraverso l'arricchimento dei dati, modelli matematici, di poter sviluppare degli strumenti di business intelligence per l'analisi di portafoglio, ma anche per analisi potenziale di riconversione dei beni immobili pubblici. Il nuovo sistema informativo, quindi grazie proprio ad una piattaforma tecnologica più avanzata, a distanza di 10 anni capite bene come naturalmente il vecchio applicativo era diventato obsoleto anche in ragione della dimensione dei dati che in esso sono contenuti, ed è basato appunto, la nuova rilevazione è basata su l'univocità del bene e delle informazioni ad esso collegate, e attraverso un approccio di rilevazione continua le informazioni che prima in qualche modo venivano comunicate annualmente, quindi i censimenti erano annuali ma staccati, se volete, l'uno dall'altro, adesso invece le informazioni rimangono a sistema e l'aggiornamento dei dati avviene attraverso appunto delle variazioni. Questo consente anche di favorire una comunicazione e quindi uno scambio, una validazione di dati tra le pubbliche amministrazioni, quindi l'eventuale amministrazione proprietaria e quella utilizzatrice, in modo proprio da favorire anche il miglioramento delle informazioni che vengono comunicate. E grazie alla migrazione sulla nuova piattaforma è stato anche potenziato e sarà ulteriormente appunto potenziata l'interoperabilità con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, in particolare
la geolocalizzazione dei beni immobili, che prima era basata esclusivamente sull'indirizzo, adesso invece è basata sulle coordinate geografiche fornite appunto dall'Agenzia delle Entrate, che sono basate sulla localizzazione dell'identificativo catastale. Quindi questo consente di migliorare ulteriormente la geolocalizzazione dei beni immobili, che è appunto un elemento fondamentale quando poi si devono fare appunto le analisi appunto sulla possibile valorizzazione. Quindi la rilevazione attraverso il nuovo applicativo è stata avviata nel novembre del 2021, abbiamo chiuso da poco l'aggiornamento dei dati riferiti al 31/12/2019. L'applicativo era completamente nuovo e quindi insomma abbiamo dato tempo alle amministrazioni per effettuare l'aggiornamento dei dati. Adesso stiamo nella fase di consolidamento e di adeguamento dell'applicativo. Avvieremo la prossima rilevazione nei primi mesi del prossimo anno, del 2023, grazie appunto alle nuove modalità di comunicazione. Chiederemo alle amministrazioni di aggiornare i dati al 31/12/2022 e questo verrà fatto appunto comunicando le variazioni intervenute nel triennio e quindi nel 2020, 2021 e 2022, quindi in qualche modo con la nuova piattaforma anche l'aggiornamento dei dati sperabilmente rispetto al passato, che insomma prevedeva comunque un certo lag temporale tra la disponibilità del dato e la data di riferimento della rilevazione, dovrebbe appunto accorciarsi. E lavoreremo, quindi continueremo naturalmente a lavorare sullo sviluppo dei sistemi, quindi attraverso il potenziamento dell'interoperabilità con le banche dati. Abbiamo appena insomma rinnovato un nuovo accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e lavoreremo appunto allo sviluppo di questo sistema informativo che ha grosse appunto potenzialità, quindi come vi dicevo la possibilità di utilizzare quindi attraverso appunto le nuove insomma tecniche insomma di analisi dei dati, informazioni di vario tipo, quindi sociali, economiche, demografiche, quindi per poter anche appunto analizzare dei piani di valorizzazione di immobili dismessi. Quindi stiamo lavorando ad un progetto appunto sugli asili nido, quindi come poter individuare immobili pubblici potenzialmente appunto interessanti per un riuso in appunto una conversione in asili nido, laddove può esserci una domanda appunto più elevata o una carenza di questo servizio. Quindi per farvi capire come poi le informazioni disponibili all'interno della banca dati possano essere utilizzate per naturalmente altri scopi. Vi do un ultimo cenno e poi lascio la parola ai prossimi relatori. Come ulteriore strumento appunto per la valorizzazione degli immobili pubblici abbiamo messo a punto anche un modello di stima del valore patrimoniale per il momento limitato ai fabbricati, quindi questo per appunto poter dare un ulteriore anche elemento di conoscenza, quindi attribuendo naturalmente insomma un valore anche al patrimonio immobiliare censito. Il modello è stato appunto elaborato in collaborazione con i modelli di previsione e analisi statistiche di SOGEI ed è stato appunto realizzato dopo un confronto tecnico e scientifico con le principali istituzioni pubbliche presenti nel settore, quindi l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Demanio, l'Istat e il SIDIEF, la Banca d'Italia. Quindi è un modello naturalmente di tipo
statistico-econometrico che appunto non mira tanto a individuare il valore puntuale di un singolo immobile, ma a fornire appunto una stima di un portafoglio di suoi sottinsiemi. La metodologia è una metodologia che utilizza dei criteri contabili nazionali e internazionali, quindi e mira naturalmente a fornire il valore complessivo patrimoniale, e il metodo di valutazione è stato basato sui principali 3 metodi, che sono quello di sostituzione, di trasformazione e sintetico comparativo. E quindi diciamo il modello di stima prevede anche una stima di superfici nel caso in cui appunto ci siano dati anomali o mancanti, una suddivisione dei beni in dei subportafoglio in base alle caratteristiche. Quindi, come appunto si diceva prima, il modello restituisce un valore complessivo del portafoglio di circa 300 miliardi di euro e nella maggior parte, come potete vedere, è appunto in mano alle amministrazioni locali che possiedono la maggior parte, insomma, del patrimonio immobiliare pubblico, e tra questo patrimonio immobiliare pubblico quello non utilizzato è stimato in circa 13 miliardi.